Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Doppio colpo delle forze di polizia alle mafie. A Catania ha sgominato il clan Cappello Bonaccorsi che gestiva un fiorente mercato di spaccio, 41 arresti. A Palermo smantellata la storica cosca di Corso dei Mille, caratterizzata dalle estorsioni a tappeto, il controllo totale del territorio e antiche regole interne. A Partinico, docenti e studenti compatti nel rifiuto di intitolare la scuola a Peppino Impastato, l'eroe antimafia dei 100 passi. Malgrado polemiche e sospetti, temono strumentalizzazioni politiche. Battaglia in Consiglio Comunale a Paternò sul caporalato, non si trova una soluzione per cancellare la vergogna della baraccopoli, per ora solo possibili alloggi provvisori fuori dal paese. La pedopornografia avanza, la conferma arriva dal report di Meter presentato a Pachino. Tra le vittime di abusi anche giovani disabili. Don di Noto, l'importante è denunciare. Chi è Francesco Messina, ricercato e indagato per truffa e riciclaggio? Il fantomatico rettore dell'Università di Gorazde era il dominus delle false lauree del Bosnia Gate. Traffico in tilt questa mattina a Catania e nei paesi etnei per la chiusura dello svincolo di Canalicchio della diramazione dell'A18, effettuata senza preavviso e contemporaneamente ad altri lavori stradali. Calcio, stasera a Padova il primo atto della finale di Coppa Italia di Serie C. Sugli spalti a sostenere il Catania 2000 tifosi etnei. Zeoli recupera Di Carmine e Quaini. Trovati la droga nel paniere per poi essere lavorata in casa e rivenduta. A Catania smantellato il clan Cappello Bonaccorsi, 41 arresti. Epicentro degli affari criminali lo storico quartiere di San Cristoforo che fruttava 20.000 euro al giorno. Tonino De Mana. 3 piazze di spaccio interconnesse tra loro, un giro d'affari di 20.000 euro al giorno, 41 arresti, oltre 300 poliziotti impegnati. Questi i numeri dell'operazione Locu, che prende il nome della zona di San Cristoforo, storicamente presidiata dal clan Cappello Bonaccorsi, cosca che viene smantellata dall'ennesimo blitz antimafia. I reati ipotizzati, a vario titolo e con differenti profili penali, sono di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto di armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana ed hashish. L'indagine, avviata nel maggio 2020 e conclusa nel settembre 2022, ha permesso di ricostruire l'organigramma della struttura criminale che si avvaleva di persone di elevato spessore, ma anche di una fitta rete di pusher. A capo dell'organizzazione c'era Nicola Tomaselli, 48 anni, che vedete in azione in queste immagini mentre riceve 1 chilo di cocaina che poi verrà lavorato in un'abitazione di via Testulla prima di essere immesso sul mercato. Immagini inequivocabili che inchiodano alle proprie responsabilità gli indagati. Il resto lo hanno fatto gli agenti sotto copertura che hanno vestito i panni di assuntori per entrare in possesso e poi analizzare la sostanza stupefacente. Il gruppo dei capi, oltre a Tomaselli, era rappresentato da Salvatore Marino, inteso Ciaccia, e Francesco Cultraro, che si alternavano per gestire la fiorente piazza di spaccio tra le vie Testulla, Bonfiglio e delle Calcare. Hanno rifornito un numero non indifferente di acquirenti assuntori che potevano rivolgersi lì e trovare sostanzialmente qualsiasi cosa, quantomeno una vasta scelta di sostanze stupefacenti che andavano dalla cocaina al crack, ma non mancava la marijuana e l'hashish. Nel corso dell'operazione, conclusa all'alba, sono state sequestrate droga ed armi. Questo a Catania. A Palermo è stata smantellata la storica mafia di Corso dei Mille, già fiaccata da una retata 2 anni fa. A guidarla Paolo Suleman, uscito da poco di galera dopo aver scontato 8 anni. Manlio Viola. 8 anni in carcere per la mafia fanno curriculum, così uscito di galera l'antico amico dello storico boss Nicchi sarebbe diventato il nuovo reggente della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi. È quanto ipotizza l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo che ha portato al blitz dei carabinieri che all'alba hanno smantellato di nuovo la cosca inserita nel mandamento di Pagliarelli. Nel corso dell'operazione chiamata Roccaforte 2 è tornato in manette Paolo Suleman, l'amico di Gianni Nicchi, già finito in carcere nel 2011 nel blitz denominato Ibris,
bis, che azzerò il mandamento mafioso di Pagliarelli. Suleiman ha finito di scontare una condanna a 8 anni e sarebbe tornato a occuparsi soprattutto di estorsioni. Sarebbe proprio lui il nuovo reggente della famiglia. La procura di Palermo ha chiesto e ottenuto l'arresto in carcere anche per Rosario Leonardo e i domiciliari per Giuseppe Marano. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle estorsioni a tappeto documentate dalle indagini condotte dal 2021 al 2023 su delega proprio della DDA di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. La prima tranche dell'inchiesta condusse nel gennaio del 2023 all'arresto di 7 persone nel corso dell'operazione Roccaforte, ma la cosca si riorganizzò subito sotto la guida di Suleiman. Dalle intercettazioni è immediatamente emerso il ricorso sistematico alle estorsioni, una pressione crescente sui commercianti nelle festività natalizie e pasquali, tutto per controllare il territorio ma anche per fare cassa. I soldi servivano all'organizzazione nel più antico dei sistemi mafiosi per il mantenimento degli uomini d'onore detenuti e delle loro famiglie, quale espressione del più ampio obbligo di mutua assistenza fra i consociati alla mafia. Una cosca dai valori antichi, quella di Cosa Nostra di Corso Calatafimi. Durante le indagini i carabinieri ricostruiscono anche il pestaggio con una mazza da baseball di uno dei picciotti della stessa cosca, colpevole di aver tradito la moglie, un comportamento inaccettabile nel patriarcato mafioso. A parte Nico, è polemica sulla volontà degli studenti di non intestare a Peppino Impastato il loro istituto. La preside dice: facciamo antimafia da decenni, non siamo mafiosi. Marco Gullà. Per gli studenti di questo liceo il nome di Peppino Impastato è divisivo perché politicamente schierato. Ecco perché appunto questa scuola in questo momento non cambierà nome. Liceo Santi Savarino, a distanza di qualche giorno dalla polemica sull'intitolazione dell'istituto a Peppino Impastato, gli studenti si chiudono a riccio, non vogliono esporsi ulteriormente. Su 1335 alunni del liceo, ben 977, il 73%, ha votato contro l'intitolazione della scuola a Impastato, il giornalista militante di Democrazia Proletaria assassinato dalla mafia nel 1978. Alunni finiti nel ciclone mediatico e dei social. C'è anche chi ha scritto: siete un liceo mafioso. Questa scuola da decenni, nella sua offerta formativa in maniera strutturata e non sporadica, porta avanti un'educazione, una formazione dei nostri ragazzi alla legalità, alla giustizia, alla lotta contro tutte le mafie. E per questo basta visitare anche il nostro sito, dove ci sono decine e decine di progetti, di manifestazioni, di eventi, di ospiti illustri che fanno parte delle forze dell'ordine, della magistratura, che sono venuti qui a confrontarsi con i nostri alunni. E in effetti, entrando all'interno del liceo, le bandiere antimafia sono diverse. Per gli studenti l'intitolazione della scuola a Peppino Impastato ha una radice politica, ecco perché hanno votato contro, come spiega la preside. L'iter ha seguito quella che è stato un iter democratico e gli organi collegiali, l'organo preposto, cioè Consiglio Istituto, nonostante quello che abbiano detto alcune testate giornalistiche anche a livello nazionale, ha assolutamente confermato la volontà di intitolare questa nuova scuola a Felicia e Peppino Impastato. È stato travisato un poco quello che è stato il voto dei nostri alunni, i quali hanno chiarito la loro posizione attraverso un documento scritto dove loro stessi hanno spiegato le motivazioni che hanno portato a votare no, non a Peppino Impastato, ma all'intitolazione. Una diatriba che sicuramente proseguirà, non siamo certo ai titoli di coda. A Paternò, battaglia in Consiglio Comunale sul caporalato. Non c'è ancora una soluzione che riesca a cancellare la vergogna della baraccopoli dei braccianti. Per adesso possibili solo alloggi provvisori dell'Arcivescovado e le tende della Croce Rossa, fuori dal paese. Lorena Dolci. Ci sono la soluzione di un terreno, c'è anche la soluzione di trovare degli alloggi, perché è in base alla quantità, perché lì il punto interrogativo è cosa andremo a trovare nel momento in cui parte questa attività di sgombero di contrada Ceppe Bianche. Un po' per lo sgombero imminente, un po' perché la raccolta delle arance e gli sgoccioli, la tendopoli della vergogna si svuota lentamente. Per i braccianti rimasti si stanno mobilitando le istituzioni. 2 comitati convocati dal prefetto di Catania hanno vagliato varie soluzioni per dare un tetto dignitoso ai migranti sfruttati dai caporali. Qui c'è il terreno individuato dall'amministrazione
situazione, siamo abbastanza lontani dal comune, in contrada Currone, 5 chilometri dal paese, quasi al confine con Ragalna. Qui c'è una fonte d'acqua dove i paternesi vengono a prendere l'acqua e oltre questa recinzione c'è l'area che dovrebbe ospitare i braccianti. Una soluzione che non convince l'opposizione di un consiglio tutto di centrodestra. Non hanno la possibilità di prendere i pasti alla bisaccia del Pellegrino, dove 150 extracomunitari oggi vengono serviti, e nello stesso momento non hanno nemmeno attività commerciale ove andare a comprare la spesa per loro stessi. Di conseguenza è come abbandonarli in luoghi molto lontani dalla città. Fratelli d'Italia suggerisce di allestire questo supermercato abbandonato da decenni che si trova a pochi passi dalla polizia municipale. La battaglia si sposta in Consiglio Comunale, ieri seduta straordinaria e urgente aperta alle forze sociali, dove si è ricordato anche l'omicidio di un bracciante per pochi euro. Muore per un anno, è il ragazzo di 26 anni che è stato coltellato brutalmente. No propaganda, no frasi assolutamente scontate, non soluzioni che stanno soltanto sulla luna, ma praticità e pragmaticità rispetto a quella che deve essere una soluzione intanto tempestiva, seppur deve essere temporanea, e una magari più corposa, più dettagliata, che possa essere a lungo gettata. Sul lungo termine, ricordano i sindacati, è venuto in soccorso il legislatore. Un commissario di governo per le aree dove insistono questi fenomeni di caporalato, che finanzia anche la costruzione di strutture di lavoratori che vengono qui a lavorare durante il periodo stagionale. La pedopornografia avanza sempre di più, la conferma che arriva dal report di Meter presentato stamattina nella sede di Pachino. Tra le vittime di abusi anche giovani disabili. Don Fortunato Di Noto dice: incontriamo i giovani, ma l'importante è denunciare. Francesco Aloi. La storia di un giovane 37enne che oltre a scriverci ha detto che l'abuso che ha subito quando era bambino è stato un inferno, che lo ha condotto anche a situazioni gravissime della sua esistenza. Le storie di minori vittime di abusi, ma anche le istruzioni per contrastare il fenomeno. Possiamo sintetizzare così il report sulla pedofilia di Meter. Anche quest'anno arriva la conferma. Questi reati sono sempre più diffusi. La pedopornografia manifesta sempre di più l'abuso e la produzione del materiale video e foto in tutto il mondo. Meter ha un osservatorio mondiale contro la pedofilia. Quasi 6.000 link denunciati, materiale che viaggia nella parte oscura della rete, il deep o dark web. Tra le vittime ci sono anche giovani con disabilità. O mandano immagini otto, le minacce si trasformano in fatti. Noi abbiamo fatto delle segnalazioni, sono state anche oscurate particolari produzioni con l'intelligenza artificiale perché stimolano sempre di più il mercato della pedopornografia. Ma non vengono risparmiati nemmeno neonati e animali, soprattutto cani. E quindi li addestrano a fare anche questi atti così aberranti nei confronti dei neonati. Migliaia e migliaia di foto, video, cartelle compresse. I server a cui sono agganciati i siti pedopornografici si trovano soprattutto in America ed Europa. Sconfiggere quest'ondata di violenza anche incontrando i ragazzi è quello che fa Meter. A Catania rinviata l'audizione protetta per la 13enne vittima dello stupro di gruppo alla Villa Bellini e il fidanzato 17enne. L'avvocato dice: i ragazzi sono sempre più provati. Giusy Lazzara. Terribile ripercorrere le ore di orrore vissute dalla tredicenne stuprata dal gruppo dentro il bagno del Giardino Bellini di Catania mentre era col fidanzato 17enne. Oggi, durante l'udienza protetta, i due giovani dovevano essere sentiti dai giudici per evitare di testimoniare durante il dibattimento pubblico. Tutto però rinviato per un vizio di notifica ad un legale dei 7 egiziani fermati e accusati delle violenze. Quello che si è appreso fino adesso dalle indagini è che il gruppo di Gli Egiziani avrebbe accerchiato i ragazzi all'uscita dei bagni di Villa Bellini, vicino all'ingresso di Piazza Roma. Avevo sentito rumori provenire dall'altro bagno, aveva detto il 17enne agli inquirenti, ammettendo di non essersi reso conto che qualcuno stava filmando lui e la fidanzata. Poi uno degli egiziani, rivolto alla ragazza: «Dai, dammi un bacio, non avere paura», iniziando a palpeggiarla, una sequenza da brivido. Dietro la porta del bagno, chiusa la violenza,
che a turno aveva inchiodato alla parete la tredicenne. Diceva basta, ma niente li ha fermati. Fino al momento in cui è riuscita a scappare e assieme al fidanzato sono arrivati sulle scale dell'entrata principale del giardino. Qui la tredicenne è caduta, stremata dalle violenze subite e soccorsa dai passanti. Il ragazzo, invece, ha chiamato i carabinieri e denunciato tutto. Ricercato e indagato per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Francesco Messina, il fantomatico rettore dell'Università di Gorazde, era il dominus della truffa ormai nota come Bosnia Gate, un ritratto di Luca Ciliberti. Professore, giornalista, esperto in formazione e capace di reperire grandi quantità di fondi europei. Salvatore Messina, il dominus della truffa messa in piedi con l'Università Fantasma Jean Monnet di Gorazde in Bosnia, era tutto questo, o almeno questo millantava di essere. Dalle ricostruzioni dell'inchiesta, ormai nota come Bosnia Gate, il rettore ha un curriculum di faccendiere di tutto rispetto, nel quale risultano anche alcuni inciampi giudiziari. Uno, il più importante, nel 2004 viene arrestato per truffa all'Unione Europea per corsi di formazione con soldi comunitari erogati attraverso la regione siciliana. La finanza gli trovò più di 6 milioni di dollari nascosti in un conto alle Bahamas. In primo grado fu condannato a 8 anni di reclusione, poi prescritto in appello. Oggi il piano di Messina risulta più chiaro anche agli inquirenti. L'idea era quella di lucrare sulle difficoltà degli studenti di medicina che non riuscivano a superare lo sbarramento al numero chiuso. Attraverso l'Università della Bosnia prometteva lauree ed esami in professioni sanitari, con prestigiose docenze siciliane, con titoli che poi sarebbero stati riconosciuti anche in Italia. Un piano geniale, non c'è che dire, anche perché gli studenti avrebbero pagato rette da 100.000 euro, ovviamente in conti con sede in Svizzera. A rovinare tutto però arriva a settembre dello scorso anno, proprio dal governo dell'ex Jugoslavia, il no all'accreditamento da parte dell'autorità bosniache alla Gorazde perché giudicata di bassa qualità. Così l'ateneo è diventato inesistente, anche se gli studenti continuavano a sognare e a pagare una carriera universitaria da medico. A Catania strade paralizzate, traffico in tilt questa mattina in città e in tutti i paesi etnei per la chiusura dello svincolo di Canalicchio della diramazione dell'autostrada A18, effettuata senza preavviso e in concomitanza con altri lavori stradali. E domani potrebbe andare anche peggio perché sarà chiuso l'ingresso in tangenziale di via Nuova Luce. Eva Spampinato. Sa che è successo? Perché dalle 8:30 che siamo qua incolonnate. Cosa è successo? Perché 2 ore e mezza diventa veramente improponibile. Vai. Da dove arriva? Da Cireale. Nessuna comunicazione e nessuna informazione. Gli automobilisti catanesi questa mattina si sono ritrovati nel bel mezzo di una tempesta perfetta, anzi di un traffico paralizzato. Il motivo principale sta nella chiusura dell'imbocco della diramazione dell'autostrada A18 da Canalicchio in via Pietra dell'Ova a Catania, ma la concomitanza con altri lavori stradali in via Santa Sofia e in via Barriera del Bosco per la bitumazione del manto stradale ha causato un blocco totale del traffico che ha riguardato a più ampio raggio tutta la città e i paesi etnei. Questo solo per lo svincolo di Canalicchio chiuso? Complimentoni vivissimi. Lunghe code si sono formate sia in zona Canalicchio, su via Carnazza e sulle strade parallele, completamente bloccata dalle 7:30 del mattino la circonvallazione, lo vedete. E da dove arriva? Una traversa di via Vincenzo Giuffrida. Dovevo andare al lavoro, sono fermo qui da 1 ora e mezza praticamente. A peggiorare la situazione, un tamponamento avvenuto intorno alle 8 tra 4 auto in coda sull'asse dei servizi in direzione Catania Sud, svincolo Zia Lisa. In mattinata intanto è stato chiuso anche l'ingresso nella diramazione A18 di via Nuova Luce. Questa informazione non vi è arrivata? No, assolutamente. L'ANAS non aveva comunicato a nessuno, nemmeno ai sindaci dei comuni direttamente interessati, la data di chiusura dello svincolo. I lavori andranno avanti fino al 31 maggio. E non è tutto, ancora alle strade di Catania vi mostriamo l'enorme cespuglia a ridosso di una curva vicino all'aeroporto. Si parla tanto di sicurezza stradale, ma in questo caso prevenzione e provvedimenti sono solo parole. Torino De Mana.
Sicurezza stradale, questa sconosciuta a Catania, dove attorno all'aeroporto Fontanarossa intere aree sono in balia della vegetazione, rigogliosa quanto incolta. Non servirebbe alcun commento alle immagini che vi mostriamo. Gli enormi cespugli invadono una corsia, costringendo gli automobilisti ad oltrepassare l'invisibile doppia striscia continua, con il serio rischio di scontrarsi frontalmente con i mezzi che provengono dalla direzione opposta. Sono innumerevoli messaggi alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 con oggetto la desolante situazione della stradale Primosole e di via San Giuseppe l'Arena, che ricadono nella sesta municipalità. A fronte di decine di segnalazioni di cittadini esasperati e preoccupati, si registra il silenzio e l'immobilismo degli organi competenti. Possibile che nessuno veda una siepe così folta? Sembrerebbe il condizionale d'obbligo che il comune di Catania abbia intimato ad alcuni proprietari di terreni privati di provvedere alla scerbatura, ma a giudicare dai filmati nessuno si è mosso e sono passati tanti mesi. Intanto l'enorme cespuglio cresce e cancella ogni cosa, dal guardrail ai segnali stradali, per non parlare dell'emergenza incendi, con la fitta vegetazione che potrebbe favorire l'innesco dei roghi. Si parla tanto di prevenzione, ma solo sulla carta, visto che nessuno interviene. Il pericolo è sempre dietro l'angolo. Di fatto, oggi chi sbanda e finisce fuori strada almeno vedrà attutire il colpo dai cespugli, ma non è certo una magra consolazione. Il ruolo delle banche per la crescita del territorio siciliano se ne è discusso a Catania in un incontro organizzato da Banca Agricola di Ragusa e Arcafondi. Adelaide Barbagallo. Portare in Sicilia i protagonisti del dibattito economico e sociale e avviare un confronto con il territorio, l'obiettivo della tavola rotonda a Palazzo Biscari di Catania organizzata da Banca Agricola Popolare di Ragusa e Arca Fondi. Spesso le aziende si lamentano del fatto che è molto difficile ottenere credito. Ma credo che da noi la porta aperta, tutte le aziende che hanno una credibilità la trovano sicuramente. Importante anche la tecnologia. Può sembrare una contraddizione per una banca che si chiami agricola e invece siamo innovativi anche in termini tecnologici. Noi abbiamo oggi un grado di penetrazione sul digitale molto importante che non si disgiunge da una presenza fisica. Lo scopo di una banca è aiutare le persone e il territorio a progredire. Svolge un ruolo importante per l'economia e lo sviluppo dell'economia siciliana. Noi come Arca Fondi e CGR siamo interessati, siamo vicini alla banca da più di 30 anni, gestiamo il risparmio di numerose famiglie della banca, quindi siamo veramente legatissimi. A tessere le linee di un pensiero responsabile, chiaro e riconoscibile è stato Ferruccio De Bortoli, che sulle sfide poste dall'intelligenza artificiale risponde così. Prima di parlare dell'intelligenza artificiale dobbiamo temere l'ignoranza naturale. Noi dobbiamo conoscere i fenomeni, non avere paura del futuro, non avere paura delle innovazioni, dobbiamo governarle. Per governarle bisogna conoscerle. L'appuntamento è stato anche l'occasione per ricordare alcuni grandi giornalisti siciliani, tra questi Nino Milazzo, vice direttore del Corriere della Sera, condirettore della Sicilia e direttore di Telecolor, scomparso nel 2021. Oggi è la festa del papà, la tradizione si rinnova e si celebra come al solito però con dolci e regali. Laura Curella. Punto di riferimento e modello di vita. Il papà è una delle figure fondamentali nella vita di ognuno di noi, al pari delle mamme. Una figura che è cambiata nel tempo e che si è trasformata seguendo l'evolversi della società e delle famiglie stesse. Nata un secolo fa, la festa del papà, che in Italia si festeggia nel giorno di San Giuseppe, è l'occasione per dire ai nostri padri quanto siano importanti per noi. Intanto auguri a mio papà e a tutti i papà del mondo. Soprattutto perché il papà è una figura importante nella propria vita, è un esempio da seguire. Auguri a tutti i papà del mondo e soprattutto al mio. Ciao papà. Sono diventato nuovamente papà dopo 14 anni ed è una bella felicità, anche perché a 50 anni si provano tante altre belle emozioni che magari a 20, a 30 non si possono provare. Ve lo auguro a tutti. È una delle cose più belle che abbiamo, diventare genitori. E se non tutti trovano le parole giuste per esprimere un sentimento, arrivano in soccorso le poesie, che oggi tutti i bimbi dedicheranno ai loro padri, ma c'è anche chi sceglie di regalare un fiore. Il fiore che viene collegato alla festa di San Giuseppe è il giglio, anche perché secondo la credenza cattolica la Madonna, quando vide San Giuseppe con un giglio, decise di sposarlo. Il giorno di San Giuseppe si celebra anche a suon di zeppole, i bignè con crema pasticcera dalle origini tutte napoletane.
Deliziose, veramente deliziose. Tra poco il calcio, dopo una breve pausa con il Catania di scena, stasera a Padova. State con noi. Riprendiamo con il calcio, andata di finale di Coppa Italia di Serie C, il Catania di scena stasera a Padova. I rossazzurri partecipano per la prima volta all'atto conclusivo della manifestazione. 2000 tifosi etnei attesi all'Euganeo. Marco Carli. Il Catania, che nelle serate di Coppa ha vestito l'abito migliore in questa stagione travagliata, arriva a Padova dopo un percorso importante, il migliore della sua storia nella competizione. In 24 apparizioni nella Coppa Italia di Serie C, i rossazzurri erano giunti massimo in semifinale nella stagione 2019-2020, eliminazione in quel caso patita dalla Ternana. I patavini invece hanno sollevato 2 volte il trofeo, che sarà in palio in questa doppia finale. Oggi il primo atto, il 2 aprile il ritorno al Massimino. Curioso poi come il 19 marzo sia una data comunque ricorrente nella storia della nuova società rossazzurra. L'anno scorso, in queste ore, si stava preparando la festa promozione scattata dopo la vittoria di Caltanissetta. Anche la ricorrenza di quello che è stato fatto l'anno scorso a Caltanissetta, dunque vediamo anche un senso di continuità. A un anno di distanza ci andiamo a giocare un trofeo importante. L'allenatore per l'andata della finale potrà contare nuovamente, come anticipato nei giorni scorsi, su Di Carmine e Quaini. C'è anche Celli, minutaggio dei rientranti da valutare anche in funzione del match di Torre del Greco di domenica. 4-3-3 per Zeoli, che nella continuità del sistema di gioco sta volendo dare certezze alla squadra. Le cercherà anche all'Euganeo, dove potrà contare sul consueto appoggio dei tifosi rossazzurri. Ho detto loro l'importanza che può avere per i tifosi presenti all'Euganeo, che saranno tanti, chi rimarrà a Catania e chi ci vedrà da fuori. Dunque sappiamo che la responsabilità è tanta e non vogliamo deluderli. Padova-Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dall'Euganeo, interventi da studio e al termine le interviste dei protagonisti. E noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.